Allora credo che oggi come oggi noi siamo carenti di invasi, soprattutto nel Vicentino che ce ne sono molto pochi, anzi sul Bagliglione non ce ne sono, sul Brenta c'è qualcosa e l'unica cosa che se continua questa siccità dovremmo ognuno di noi risparmiare acqua, anche facendosi a barba, qualsiasi motivo per risparmiare è valido. Abbiamo un po' di speranza soprattutto nel Veronese perché c'è ancora l'Adige che ha una scorta in montagna di un po' di neve, però se perdura questa siccità e non dovesse piovere sarà un anno molto molto critico. L'augurio che ci facciamo è che in qualche maniera dovrà piovere prima o poi, ecco, questo è un motivo. Cosa fare? Esattamente cerchiamo di risparmiare l'acqua. Purtroppo questa è quando troppo e quando poca. Questa è la storia del mondo dove viviamo. Il 2012 è anche l'anno delle energie sostenibili. Il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta è da sempre sensibile a questo tema. Noi abbiamo fatto le centraline, abbiamo 7 centraline che abbiamo fatto alla società e di conseguenza adesso si sta partendo per vedere di utilizzare tutti i salti nel territorio, tanto nel Vicentino quanto nel Veronese, dove ci sono salti cercheremo di trovare le soluzioni tecniche più idonee per fare energia pulita. C'è un'idea di fare con gli avanzi delle potature dei vigneti e di tutto quello che è legname, di fare una piccola centralina per fare energia. Questa è un'idea, siamo ancora a livello di idee, bisogna fare dei conti ben fatti per risolvere questo problema.